Lega dopo lo scontro al federale. Il governatore ammette le scintille con Salvini e lancia un chiaro messaggio. Intanto i toni degli Zaiani da Conte a Villanova sembrano quelli di un clamoroso strappo. Ma Fratelli d'Italia e Forza Italia non mollano di un centimetro sulla candidatura per le regionali e Tajani ribadisce il no perentorio al terzo mandato. Non ce l'ha nemmeno il presidente degli Stati Uniti. Tragedia sfiorata ieri sera lungo la superstrada pedemontana. Il camper di una famiglia di Giovera del Montello si incendia, esplode anche una bombola di gas. Papà, mamma e figli salvi per miracolo. 3.000 persone per l'addio nello stadio del rugby di Paese ad Amarcudin. L'agente di polizia morto lunedì a Roma, l'omaggio all'arrivo del feretro con le sirene della polizia. I colleghi portano la bara avvolta nel tricolore. Un peso nel cuore a 3 mesi dal terremoto, così il sindaco di Venezia definisce l'inchiesta Palude che lo vede indagato per corruzione e ribadisce che parlerà con i magistrati non appena avrà accesso alle carte. Fascia contro la violenza sulle donne al braccio dei capitani delle squadre di Serie C. All'iniziativa partecipa anche il Padova, ma è polemiche città. Nella squadra gioca un condannato per violenza sessuale. All'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est il giorno del cambio al vertice. Paola Carrona sarà la presidente per i prossimi 4 anni. L'imprenditrice trevigiana ha dedicato la sua elezione alla sorella Barbara, recentemente scomparsa. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la politica, perché dopo giorni di retroscena Luca Zaia ammette le tensioni con Salvini emerse durante il Consiglio federale di mercoledì. Tra i colonnelli c'è chi è pronto allo strappo. Ovviamente il federale lo si fa, è una riunione interna della Lega per parlare ovviamente del futuro e si è discusso del futuro a 360 gradi. Dopodiché ho letto anch'io i giornali, ma parlare di scontro decisamente no. Lei non si è arrabbiato? Ma io non è che mi arrabbio, magari uno può avere, ognuno ha le sue modalità di esposizione e ci sono dei momenti in cui esponi in una modalità e altri in altre modalità. Insomma, le scintille con Matteo Salvini ci sono state e quella di Luca Zaia ai giornalisti è una vera e propria ammissione dopo giorni di retroscena. Il linguaggio zaiano, sempre molto moderato nei toni, non cambia, ma la sostanza sì. E sul banco degli imputati sembra esserci la linea politica del segretario, la vocazione sovranista che poco si coniuga con la questione settentrionale. È innegabile che in questo momento storico ci sia molto pudore a parlare delle istanze del nord. Sembra quasi che il nord sia scappato con la refurtiva a scapito del sud, ma non è così. A Carducci chiesero di fare un tema su sua madre e Carducci lo fece il tema, scrisse mia mamma e mia mamma punto e basta. La Lega punto e basta. Mi rifiuto di pensare che ci sia qualcuno che durante tutti questi anni abbia cambiato idea. La Lega nasce per difendere le istanze del popolo, in questo caso del nord, ma se è un progetto nazionale deve difendere le istanze di tutti i popoli. Chissà se Salvini conosce bene Carducci, di certo tanti leghisti veneti conoscono bene Zaia e stanno rompendo gli argini, come se il segnale atteso di rompete le righe o scatenate l'inferno sia arrivato dopo il Consiglio federale di mercoledì, quando Salvini avrebbe fatto intendere che non solo la partita sul terzo mandato è chiusa, ma anche la possibilità di un candidato presidente leghista per la guida del Veneto. Troppo magri i risultati del Carroccio, secondo il leader, per poterla rivendicare sul tavolo della trattativa. Decisamente abbastanza con Mario Conte, sindaco di Treviso e dato tra i successori papabili di Zaia, che preconizza un possibile strappo. Quindi Lega pronta ad andare da sola? Quindi Lega pronta a correre a sostegno del presidente Zaia se ci sarà il mandato, con un suo candidato, speriamo in coalizione, purché ci sia la continuità del governo Zaia. Che le speranze siano sempre più piccole è abbastanza evidente. Tra l'altro terzo mandato che esclude anche per esempio la mia candidatura nella mia città di Treviso per un eventuale terzo mandato. A Focus il capogruppo della Lega in Consiglio regionale è ancora più diretto. Pensare che da Roma decidano come se qua fosse una colonia, che allora come va a finire qui in Veneto, senza tenere in considerazione quelle che sono le forze e la differenza anche dal punto di vista politico del nostro territorio, secondo me è molto molto rischioso per la coalizione. Quanto a Zaia, si prepara a giocare fino all'ultimo, come il gatto con il topo. Il messaggio sembra avere più destinatari fuori e dentro il Carroccio. Perché i partiti parlano, per quanto riguarda il sottoscritto, magari un mese prima delle candidature deciderò cosa fare. Ma
Ma il dibattito in queste ore non è interno solo alla Lega. A Padova, per l'Assemblea degli Industriali, il vice premier Tajani, numero 1 di Forza Italia, è stato tranchant sul terzo mandato e a Zaia ha riservato pesanti stoccate. Fratelli d'Italia tiene la linea, ma con Elena Donazzan fa intendere che la stagione del Carroccio è finita. Il terzo mandato non esiste neanche negli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti viene eletto 2 volte e poi si cambia. Credo che sia giusto così, perché poi la democrazia deve permettere un ricambio anche all'interno della stessa coalizione. Non possiamo avere presidenti che durano in carica 20 anni, anche perché poi finiscono gli stimoli. È una questione di buonsenso, è una questione di difesa della democrazia. Una questione quasi ontologica di tenuta del sistema democratico. Più chiaro di così il vice premier Antonio Tajani non poteva essere nel chiudere a ogni discussione sul terzo mandato. A Padova, per l'Assemblea degli Industriali, il vice premier numero 1 di Forza Italia ne ha anche per Zaia. Se io devo fare un rimprovero al presidente uscente, è quello di non aver mai voluto Forza Italia in giunta. Non è questo il modo giusto di rafforzare una coalizione, però abbiamo sempre votato, abbiamo sempre sostenuto, certamente non voteremo l'aumento delle tasse. Il riferimento va agli aumenti dell'IRAP e all'imminente discussione sulla legge regionale di bilancio, che per il centrodestra potrebbe rivelarsi un Vietnam. Ma a Padova Tajani fa di più, rivendicando il fatto che Forza Italia, stando alle ultime elezioni, è la seconda forza politica della coalizione. Questo per gli azzurri ha un peso specifico. Noi proporremo Tosi, vedremo se ci saranno candidati più forti di Tosi, va bene, ma se Tosi è il candidato più forte degli altri, oggettivamente perché non scegliere Tosi? Fratelli d'Italia, con Elena Donazzan, altro nome ricorrente tra i candidati per il dopo Zaia, cerca di tenere il punto. Il Veneto oggi è la prima regione per Fratelli d'Italia, quindi è un momento delicato. Il Veneto non è di un partito o di un altro, è stata la stagione della Democrazia Cristiana, c'è stata la stagione della Lega, indubbiamente nasce qui, ha tutta la sua forza propulsiva delle sue origini, ma oggi c'è un'altra stagione, i tempi cambiano, ma la verità è che i veneti non vogliono rotture, non vogliono divisioni, c'è un governo stabile in Italia che è fatto dal centrodestra, è il governo più stabile che c'è in Europa e questa presenza del governo italiano molto stabile non può essere rotto da beghe interne. Siamo alla cronaca, attimi di panico ieri sera in Pedemontana, dove il camper di una famiglia di Giavera del Montello si è incendiato. Il fuoco ha distrutto il casello, la famiglia si è salvata per miracolo. Paura e danni al casello della strada pedemontana veneta di Bassano Ovest, dove un camper ha preso fuoco nella tarda serata di venerdì. Nel mezzo c'era una famiglia di Giavera del Montello composta da 4 persone, fra cui 2 bambini piccoli. Il papà, che era alla guida, ha sentito un forte odore di fumo mentre viaggiava in direzione di Treviso e ha deciso di uscire a Bassano del Grappa per verificare cosa stesse accadendo. Giusto il tempo di fermarsi al casello e le fiamme si sono sprigionate dal vano motore. A quel punto l'uomo ha fatto uscire tutti dal camper, che ha rapidamente preso fuoco. La famiglia si è messa in sicurezza e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Nel frattempo una delle bombole di CPL del veicolo è esplosa con una fiammata altissima, mentre l'altra è stata salvata dall'entrata in funzione della valvola di sicurezza. I pompieri hanno domato le fiamme, che intanto avevano completamente distrutto il camper e si erano propagate al casello. La struttura è stata gravemente danneggiata dal fuoco e non sarà utilizzabile fino al completo ripristino. Alle operazioni di messa in sicurezza hanno partecipato anche la Stradale di Vicenza, il personale della Pedemontana e il responsabile del casello. Il camper è irrecuperabile, si stanno valutando ora i danni complessivi, ma la famiglia è rimasta del tutto illesa grazie alla prontezza di riflessi del conducente, che ha capito subito la gravità della situazione. Quasi 3.000 persone hanno voluto dire addio questa mattina nello stadio di rugby di Paese ad Amar Cudin, il 32enne agente di polizia morto lunedì a Roma durante il servizio.
Prima le sirene spiegate delle volanti, poi il silenzio con i colleghi della polizia che lo portano a spalla tra due ali di folla. È ritornato così, avvolto nel tricolore, nel campo dello stadio della rugby che lo ha visto crescere, Amar Khudin, l'agente 32enne morto lunedì mattina a Roma in un terribile incidente stradale. Quasi 3.000 le persone che lo hanno voluto salutare per l'ultima volta e stringersi attorno alla mamma Vesna, la sorella Taima, la fidanzata Anna, sconvolte da una perdita lacerante. Ed è proprio Taima, la sorella, a dare voce a un dolore e a un legame profondo. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte. E non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace. Grazie di cuore a tutti, alle istituzioni, alla polizia, a voi del rugby, a tutte le squadre che l'hanno accolto e l'hanno sempre trattato come uno di famiglia. Grazie, anche da parte di mia mamma, grazie. Commozione e gratitudine per quel bambino arrivato a paese dalla Bosnia in guerra nei primi anni 90, orfano di padre e diventato un uomo nello stadio Visentina di Paese, un gigante buono, una vera prima linea nel rugby e nella vita. Su questo campo che Amar ha tanto calcato e ha tanto amato. Valori forgiati nel rugby e consolidati con la scelta di mettersi a servizio dei cittadini e della loro sicurezza. A Paese e nel suo campo il 32enne sarebbe rientrato a inizio anno, il trasferimento da Roma era imminente, qui lo aspettavano tutti a Mar. A dare voce ai colleghi è il questore di Treviso Alessandra Simone, anche per conto del prefetto, e del questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, anche loro presenti. Mamma Vesna, devi essere orgogliosa di lui. Devi essere orgogliosa di lui e noi, la Polizia di Stato, lo siamo profondamente. La grande famiglia della Polizia di Stato si prenderà cura di mamma Vesna, di Taima, di Anna, di tutta la tua famiglia. Vivrai sempre nei nostri ricordi e sarai un esempio per i nostri poliziotti. Per Amar, dicono in tanti con il cuore pesante, inizia il terzo tempo. L'abbraccio di Paese, della rugby e della Polizia di Stato è avvolgente. A Mestre il Partito Democratico chiede un incontro urgente con la Giunta entro Natale dopo la nuova violenta aggressione a scopo di rapina avvenuta lungo il sottopasso di Via Dante. Barbara aggressione a scopo di rapina, l'ennesima a Mestre lungo il sottopasso di Via Dante, l'autostazione ferroviaria, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Aggrediti e pestati selvaggiamente da un gruppo di 6 persone di varie nazionalità, 2 operai di origine africana che, finito il turno di lavoro verso l'1:30 del mattino, mentre stavano cercando di raggiungere la propria abitazione a Marghera, si sono trovati letteralmente accerchiati dai facinorosi che a mani nude, pare anche con degli oggetti atti ad offendere, li hanno picchiati a calci e pugni per tramortirli e lasciarli a terra esanimi al fine di derubarli di zaino, cellulare e portafogli con il contante presente. Fenomeno gravissimo su cui si spera che le forze dell'ordine facciano chiarezza quanto prima. È un sottopasso utilizzato moltissimo da cittadini e lavoratori che unisce 2 parti della nostra città, appunto la parte di Mestre con la parte di Marghera. Subito sul posto gli agenti delle volanti chiamati in soccorso dagli stessi operai aggrediti che, sebbene tramortiti e sanguinanti, sono riusciti, tornando indietro lungo lo stesso pericolosissimo sottopasso, a raggiungere la stazione e il presidio di forze di polizia sempre presente. Da qui l'inseguimento e il fermo da parte degli agenti delle volanti di 2 degli aggressori. Si tratta di una ragazza veneziana di 27 anni e di un marocchino di 33 anni. A fine anno previsto l'avvio dei cantieri di RFI per la nuova stazione dei treni con la riqualificazione dell'area, come annunciato in pompa magna dalla stessa RFI a febbraio scorso con la presentazione del piano, ma è ancora tutto fermo, sembra, a causa della mancanza di risorse
Che fare nell'attesa? I sottopassi devono assolutamente essere riqualificati, controllati, la zona deve essere illuminata, presidiata, facendo un lavoro appunto capillare. La proposta del PD con il segretario della zona e già consigliere comunale, nonché da sempre residente nell'area in questione. Secondo noi, se si apre la sede di Via Sernaglia, che è una sede pubblica, facendo un intervento, un incontro serale, proponiamo prima di Natale, anche cadenzandolo una volta alla settimana, sarebbe importante per andare operativamente a parlare di cosa poter fare. Siamo a Venezia, un peso nel cuore, così Luigi Brugnaro ha definito l'inchiesta Palude che lo vede indagato per corruzione. Il sindaco ha ribadito che parlerà con i magistrati non appena avrà accesso alle carte. Sulla vendita dei pili affiorano intanto nuovi dettagli, dai documenti sequestrati al suo vice capo di gabinetto. Umanamente, come persona, per lei che Natale arriva? Un Natale di... È pesante, l'ho detto ieri, insomma, è un peso nel cuore, insomma, ma siccome penso che fare i vittimisti non serve a niente, l'ho detto perché ogni tanto mi viene fuori, non aver fatto niente, però fa parte del gioco. Nessun vittimismo, dice Luigi Brugnaro, ma certo non può non esserci un peso nel cuore di chi sa di non aver commesso niente di male. È un Natale diverso dagli altri, quello che sta vivendo il sindaco di Venezia, indagato nell'ambito dell'inchiesta Palude. Dal punto di vista giudiziario, intanto, è di queste ore la notizia di un'annotazione per la vendita dei pili a 200 milioni contenuta nei documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza al suo vice capo di gabinetto Derek Donadini. Una cifra che sarebbe stata paventata durante un pranzo con il magnate di Singapore Chin Kiat Kuong e il suo uomo di fiducia in Italia Luis Lotti il 17 ottobre 2016. Una cifra molto più consistente dei 150 milioni riferiti da Claudio Vanin, l'imprenditore che ha fatto partire l'inchiesta, ma che comunque, secondo l'accusa, servirebbe soprattutto ad avvalorare l'attendibilità di quanto finora sostenuto da quello che è il principale testimone dell'indagine. Sempre dagli appunti di Donadini risulterebbe un sopralluogo di Kuong nell'area dei pili il 20 settembre del 2016. C'è un'inchiesta in corso, i magistrati facciano il loro dovere, il loro lavoro e spero che poi la verità verrà fuori, insomma, e quando sarà il momento andrò anche a rispondere, quando mi faranno delle carte andrò a dire visto che non ho fatto niente. Pochi giorni fa il Tribunale del Riesame di Venezia aveva scritto che quanto raccolto dalla Procura porta ragionevolmente a ritenere che vi fosse un accordo illecito tra le parti avente ad oggetto l'adozione dei provvedimenti urbanistici ed edilizi indispensabili per l'attuazione del progetto. Vale a dire la rassicurazione di un raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni in questione e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche che si sarebbero rese necessarie per l'approvazione del progetto edilizio ad uso commerciale e residenziale. Un'ipotesi che sia il sindaco Luigi Brugnaro che l'imprenditore Chin Kiat Kuong hanno sempre fermamente e decisamente negato in ogni sede. Non devo cambiare, non devo diventare, perché ti verrebbe di diventare cattivo, di diventare astioso, ecco, io ho deciso che voglio restare buono, sono sempre stato, 63 anni, non ho mai fatto niente a nessuno, non mi faccio rovinare la vita. Fa parte anche del ruolo pubblico, probabilmente, non lo auguro a nessuno, non lo auguro al mio peggior nemico, non auguro una cosa del genere. Fascia contro la violenza sulle donne al braccio del capitano delle squadre di Serie C. All'iniziativa ha aderito anche il Calcio Padova, sceso in campo contro il Lecco, ma è stata immediata la reazione in città. Nella squadra, si dice, gioca un condannato per violenza sessuale, si tolga la fascia. Ci ha veramente indignato questa notizia e sebbene sia un'iniziativa della Serie C pensiamo che comunque non sia opportuno che una squadra dove c'è un condannato, seppur in primo grado per violenza sessuale, porti questo messaggio, soprattutto perché non ha mai mostrato il Calcio Padova vicinanza alle ragazze che hanno denunciato la violenza e ha continuato ad andare avanti come se nulla fosse. Vigilia di passione per il 25 novembre a Padova, dove si riaccende la polemica nata all'indomani della condanna per violenza sessuale nei confronti di una donna all'epoca 14enne dell'attaccante bianco scudato Michael Liguori. Condanna in primo grado, ha sempre ribadito il Calcio Padova, con il giocatore regolarmente schierato in campo. Come Liguori anche Carmine Cretella, centrocampista, rinviato a giudizio per fatti accaduti nel 2020. Non ci sta Mariangela Zanni, che ogni giorno assiste le donne vittime di violenza, che al Calcio Padova ricorda.
pur appunto rimanendo nella sua volontà di garantire la possibilità al calciatore di continuare a giocare, ma poteva esprimere appunto solidarietà alle vittime, poteva fare diversi passi per far vedere che condanna tutte le forme di violenza, anche appunto stigmatizzando quello che è il comportamento di uno dei suoi calciatori. Noi pensiamo che sicuramente la presunzione di innocenza sia un diritto costituzionale, però non si può essere contro la violenza sulle donne a targhe alterne, bisogna esserlo sempre. All'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est, il giorno del cambio al vertice, Paola Carron sarà la presidente per i prossimi 4 anni. L'imprenditrice trevigiana ha dedicato la sua elezione alla sorella Barbara, recentemente scomparsa. Adesso mi emoziono. Ovviamente a mia sorella Barbara, che è stata con me oggi. La sorella Barbara, scomparsa 5 mesi fa nel cuore, a lei dedica la sua elezione Paola Carron, la nuova presidente di Confindustria Veneto Est. Trevigiana, consigliere delegato del gruppo Carron, per i prossimi 4 anni guiderà le 5.062 imprese riunite dalla fusione di 4 realtà territoriali: Padova, Treviso, Rovigo e Venezia. Eletta a grandissima maggioranza, Paola Carron ha ricevuto il testimone da Leopoldo Destro e nel suo primo discorso, davanti a una platea di imprenditori, al vice premier Antonio Tajani, alla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, al presidente del Veneto Zaia, a sindaci e amministratori, elenca le sue direttrici di lavoro. La prima è sicuramente quella di creare servizi innovativi che possano sostenere e affiancare le imprese che stanno affrontando sicuramente un momento difficile. Il secondo è quello di dare forza alla rappresentanza dei territori. Noi ne siamo una dimostrazione. La nostra Confindustria è stata creata sulla base di 4 province, quindi è intraprovinciale, e la terza è quella della forza della rappresentanza. Ecco, noi oggi dobbiamo essere consapevoli che il numero di imprese che rappresentiamo è importante. Per 3 mesi ha percorso il territorio incontrando 1.200 imprenditori. È il tema della manodopera che manca, uno dei principali problemi emersi. Da qui l'impegno a lavorare per permettere l'ingresso di persone da formare e alle quali dare una casa. E poi, come già Leopoldo Destro nel passare le consegne, una serie di richieste al governo. Il tema energia, che rappresenta un costo che ci mette in una condizione di non poter competere con gli altri paesi, non solo quelli europei ma anche quelli extra, Stati Uniti e Cina. C'è il tema 5.0, è un tema fondamentale, le imprese hanno bisogno assolutamente, il prima possibile, di investimenti per l'innovazione e la tecnologia. È tutto per questa edizione, adesso la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera a tutti.